Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa edizione speciale del TG Ponneus, il TG in Resiano. Parliamo oggi di un importante progetto attivato dalle scuole di Resia in collaborazione con il Comune di Resia e lo Sportello Linguistico al Cittadino durante il periodo dell'emergenza Covid, organizzato con l'intento di avvicinare i bambini agli aspetti culturali legati alla Varresia, sia attraverso l'idioma locale sia attraverso le tradizioni. Nei mesi di maggio e giugno si è svolto il progetto resiano che ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria di primo grado del comune di Resia. Sono stati realizzati 2 interessanti laboratori. Ornella Sacchi di San Giorgio ha curato il laboratorio di realizzazione dei fiori di carta crespa, elemento fondamentale per la fabbricazione dei cappelli di carnevale tipici della Lipa Bila Maschera, la bella maschera bianca, costume di carnevale della Varresia, e Morena Lettic di Stolvizza ha curato il laboratorio di disegno per imparare diverse tecniche di disegno legate alla raffigurazione di elementi naturali e architettonici della Varresia. Tutte le lezioni si sono svolte per via telematica attraverso la piattaforma Meet con l'aiuto del social WhatsApp per la consegna dei compiti. È qui con me oggi Morena Lettic che ha curato il laboratorio di disegno. Dobry den, Morena, kako to šlo? Vorrei ringraziare tutti per l'impegno che hanno dimostrato, soprattutto i ragazzi della quarta e della quinta. Sono stati veramente molto attenti e hanno collaborato veramente con tutti noi. È stata una bella esperienza, un'esperienza nuova. E abbiamo integrato il disegno con delle paroline in resiano per far conoscere a questi giovani ragazzi il disegno, le varie tecniche, la tecnica a matita, la tecnica a pastello e la tecnica ad acquerello, e introducendo alcune parole in resiano. Per esempio, planuna è la baita di montagna. Abbiamo realizzato questo disegno appunto a matita e a pastello e su un foglio appunto abbastanza grande, perché dovevano comunque seguire delle linee, dovevano seguire anche la prospettiva, imparare un po' la prospettiva, e i ragazzi hanno messo del loro e hanno seguito molto attentamente. Nel secondo laboratorio abbiamo disegnato il bosco, appunto le montagne, sempre a pastello, le montagne, il cielo. Abbiamo realizzato appunto questi disegni che abbiamo fatto sia a pastello che ad acquerello, le due tecniche appunto per poter insegnare a questi ragazzi la differenza anche di colore e di acquisizione dei vari materiali. Ed infine l'ultimo giorno di laboratorio abbiamo realizzato un disegno a matita e abbiamo disegnato un riccio con la sua mamma. Vi ringraziamo in care čas, a notjeva spesse vudet za nadalje laboratorio se bom imela occasione za narediti spet in vostra compagnia appunto questo progetto o laboratorio, se ci saranno altre occasioni. Vi ringrazio tantissimo. Passiamo ora alle notizie dalle varie frazioni. Per noi oggi 4 inviati speciali. Linea a Solbica con Antonio Brida Kovac. Iz de Sorbica. Isato je Isha Kovačeva. Ja sam Antonio Brida Kovač. Ano nur iz de bile škola. Ano pa uštirija. Ano iti kapradiva železo konjen. Solbica to je na ves. Ano to fes na Litva. Te zahvaljujem cari Antonio za te lipe besede. Antonio ci ha dato delle importanti informazioni in merito alla casa dei Kovač, che un tempo era adibita a scuola, a osteria e a bottega artigiana di un fabbro che sostituiva i ferri e i cavalli. Grazie Antonio. Sentiamo ora le notizie da Gniva. I reporter oggi sono Liam Leuti, Taisha Leuti, Saverio Chinese e Cristel Beltrame. Linea a voi ragazzi!
Ciao, sono Saverio. Sto aiutando a Nive. Nive è il mio piccolo paese, dove tutto è curato. Le case sono piene di fiori, la natura ci circonda e ci protegge. Ci dona la tranquillità, l'aria pulita e la pace. In Dolina quest'anno lo spiazzo della collina è vuoto. Non ci sarà il tradizionale Chris con il lancio delle cidule di legno. Appuntamento importantissimo per la comunità di Niva e della valle. Vi diamo appuntamento al prossimo anno perché tutto andrà meglio. Ciao! Babica, come di la Jutaudiuva? A ja se prišla vidieť strok. Kada będziesz i pobrat? A to ešte 1 mjesec, kame sa šťale za lun. Ti pomertia? Jo, be ja te zavoljujem karičaška, ti mi pomeha i tako pa ja ćore vapri. Wazahualiu Ankari e Chas, Taisha, Saverio nu Cristel, sta fus le pudelali. I 3 inviati di Niva ci hanno mostrato le bellezze e le ricchezze del territorio, verdi prati, fiori e i prodotti della terra. Cristel e sua nonna si preparano alla raccolta dello stroke, l'aglio resiano. E termina qui l'edizione speciale del TG Ponnus, il TG in resiano. Ringraziamo per l'ascolto e auguriamo una buona giornata.